Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo di nuovo in Sardegna, a Serri, in provincia di Cagliari, 640 metri sul livello del mare, 60 km da Cagliari, 700 abitanti. Ci sono tante cose da vedere. In questo momento ci troviamo nel santuario nuragico di Santa Vittoria, ma come sempre il borgo sarà raccontato dai protagonisti del territorio e quindi iniziamo con il primo cittadino. Siamo a Serri, un piccolo paese nel cuore della Sardegna, nell'area geografica del Sarcidano. Serri sorge su un altopiano basaltico denominato Giara. Queste particolari conformazioni geologiche tipiche ed esclusive della Sardegna centro-meridionale e delle giare presenti in Sardegna, quella di Serri è ancora l'unica attualmente abitata. Nei secoli, dall'età nuragica sino a quella contemporanea, sul pianoro di Serri e nelle campagne attorno si è sviluppata la storia del paese. L'espressione sicuramente principale a testimonianza del periodo nuragico è il santuario federale nuragico di Santa Vittoria, che sorge sull'estremità più settentrionale della Giara di Serri. Nel corso del tempo Serri è stata anche un insediamento romano. Infatti nel versante orientale dell'altopiano basaltico si estendeva una delle città più importanti del territorio, chiamata Biora, che insieme alla città romana di Valenza, vicino al paese attuale di Nuragus, erano una delle estensioni principali romane del periodo. Serri è stata anche insediamento bizantino. Una delle espressioni principali è sicuramente la chiesa parrocchiale dedicata a San Basilio Magno, fondatore dell'omonimo ordine, tant'è che i monaci bizantini, una volta raggiunto il nostro paese, hanno edificato sicuramente, in base alle informazioni che ci danno gli storici, un impianto monastico. Serri rimarca sempre questa sua centralità rispetto al territorio nel periodo nuragico con la grande città di Santa Vittoria, nel periodo bizantino con l'impianto monastico, nel periodo romano con la città di Biora e poi negli anni 20 del secolo scorso, grazie a degli spontanei raduni di bestiame che si verificavano nelle campagne di Serri, il Consiglio Comunale istituisce la Fiera Mercato di Santa Lucia. Fiera Mercato che assume già da subito un'importanza rilevante non solo nel territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, ma in tutta la Sardegna. E negli anni 50 supera nel numero di capi anche la Fiera di Santa Croce di Oristano, che era la più importante dell'isola. Oggi la fiera è soprattutto una mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali, vetrina per cultura e turismo, con la presenza comunque anche degli animali. Il gonfalone rappresenta lo stemma del comune di Serri, l'identità della nostra comunità. Nella parte più bassa troviamo il nuraghe, che è testimone del grande patrimonio storico, ma soprattutto nuragico, presente nel nostro paese, con l'espressione principale il santuario federale nuragico di Santa Vittoria. Nella parte superiore, nel riquadro a destra, il toro, che simboleggia la fiera del bestiame di Santa Lucia, ma ha anche come significato quello dell'economia del
del paese, basata soprattutto sull'agricoltura e sull'allevamento. Nell'ultimo riquadro il leccio e la volpe, che descrivono le caratteristiche florofaunistiche del nostro territorio, una vegetazione tipicamente mediterranea accompagnata ad una innumerevole varietà di specie faunistiche, ma la volpe indica anche un nomignolo con il quale, soprattutto nei tempi addietro, venivano indicati dai paesi vicini gli abitanti di Serri. In sardo i mregiansi de Serri, tradotto in italiano le volpi di Serri. Il paese è molto legato alle tradizioni religiose e quindi andiamo ad incontrare l'amministratore parrocchiale che arriva dal Congo. Io sono qui, sono nativo della Repubblica Democratica del Congo, sono da 14 anni alla diocesi di Cagliari e 2 anni fa l'arcivescovo mi ha trasferito qui, sono contento, una bella chiesa che risale a 1100, quando la regione conobbe l'influsso religioso dei orientali, così pure San Basilio. Ma la chiesa stessa che abbiamo risale al 1600 e prima di 1600 si rifaceva insieme con Gergei e Skolka una prebenda riferendosi al vecchio diocesi di Dolianova, e soppresso questo è diventato dipendente della diocesi di Cagliari, però con la bolla del Papa Pio V hanno separato queste unità, diventate le parrocchie come tali. E la chiesa è molto bella perché è significativa, con gli altari dietro. All'ingresso, verso la sinistra, c'è l'altare che era dedicato a San Basilio proprio. Adesso lo chiamiamo Giovanni Battista perché c'è la statua di Giovanni Battista che noi festeggiamo per i pastori a giugno. E San Basilio è la festa il 2 gennaio, però qui nel paese, per la parrocchia, facciamo il 1 settembre. Noi festeggiamo Sant'Isidoro tra 19 e 24 come patrono degli agricoltori, molto importante perché siamo un paese dove sono di agricoltori e facciamo la messa, la processione e anche manifestazione popolare e la gente partecipa anche con i cavalli, con una processione bellissima, si fa sentire per questo. Abbiamo nel paese anche 3 chiese importanti che usiamo, c'è Sant'Antonio qui vicino e la festa è il 17 di gennaio. Santa Lucia, che la festa, il calendario segna 13 dicembre, però per la devozione del paese festeggiamo 2 volte l'anno, la terza domenica di maggio e di settembre, con la fiera organizzata con l'amministrazione. Abbiamo anche Santa Vittoria che abbiamo poco fa celebrato, e in queste feste la popolazione partecipa abbondantemente per devozione, anche diciamo per abitudine, e per questo è molto bello. In quanto riguarda la pastorale qui, è un po' diverso dalla città, e qui c'è la gente risponde, ma come il clima di tutto il mondo c'è un po' di debolezza, di pigrizia dei cristiani fedeli, che certi genitori non vogliono seguire i bambini
e abbiamo difficoltà di questi, soprattutto delle medie. È difficile anche trovare la disponibilità dei catechisti, però non ci scoraggiamo per questo. È la missione del Cristo a tutti quelli che Dio ha mandato, ha sempre detto io sarò con voi, e abbiamo questa speranza. Abbiamo anche in chiesa l'altare del Rosario, dove c'è la Madonna dormiente. Questa è una devozione della popolazione della Sarcidano, con la speranza della vita eterna, che la nostra Madre Celeste non ha conosciuto la sepoltura, ma si è addormentata. E così per noi, anche per riflettere sulla morte, che la morte non è la nostra fine, è un passaggio per raggiungere il nostro Signore risolto. E parlando di tradizioni, una notevole importanza riveste l'associazione culturale Tradizioni Popolari Santa Vittoria, che prende il nome proprio dal sito archeologico. L'associazione culturale del gruppo folk Santa Vittoria di Serri nasce nel 98 e prende il nome dal santuario nuragico che si trova sull'altopiano del nostro paese. Il gruppo è in attività appunto dal 98 e in tutti questi anni, attraverso il suo ballo, ha fatto conoscere sia alla Sardegna che in continente e all'estero i nostri balli tradizionali. Il nostro costume è stato ricostruito a seguito di una ricerca molto accurata, soprattutto attraverso la testimonianza degli anziani. Il costume femminile è arricchito da alcuni gioielli che sono, diciamo, anche molto semplici, perché il nostro è un costume povero. Poi abbiamo il costume maschile, che è un costume diciamo un pochettino particolare, perché veniva indossato dai nubili in alcuni casi, specialmente nella versione in cui viene indossata la giacca. La giacca è stata ricostruita con l'orbace e col velluto, mentre la parte sia dei pantaloni che della camicia può essere sia in cotone oppure in lino, con dei ricambi molto belli. Il gruppo è formato da circa 25 componenti, la maggior parte sono giovani, ragazzi che studiano e lavorano e che dedicano il loro tempo libero a questa nostra passione, perché comunque è una passione che richiede del tempo e delle rinunce ad altre attività che potrebbero essere magari più portate per certi giovani, ma comunque ci tengono. Il nostro ballo tradizionale, che è un ballo un po' particolare per una serie di passi anche abbastanza complicati, che sono proprio tipici del nostro paese. A Serri c'è uno dei siti archeologici più importanti dell'intera Sardegna, il santuario nuragico di Santa Vittoria. Andiamo a scoprirlo. Ci troviamo a Santa Vittoria di Serri, un santuario nuragico sorto sulla sommità di un altopiano. È ubicato nel cuore della Sardegna, in un punto altamente strategico. Se andiamo a nord ci troviamo verso i monti della Barbagia, se andiamo a sud troviamo le pianure di Marmilla, Tregenta e poi Campidano. Stando agli scavi e agli studi fatti finora, il sito nasce nel Bronzo Medio con un protonuraghe. Sono i nuraghi più vecchi, più arcaici e si distinguono da quelli più noti a Tolos per la planimetria, che non è mai circolare. In un secondo momento, sempre nell'età del bronzo, sorge un nuraghe evoluto,
era sicuramente un nuraghe complesso, ma notevolmente distrutto, e solo in un secondo momento, nella tarda età del bronzo, sembra prevalere l'aspetto sacro e santuariale e sorge poi infatti il pozzo sacro, che è il fulcro di tutto questo santuario. Una delle particolarità di questo sito è quella di presentare una varietà notevole di strutture, di tipologie proprio architettoniche e nuragiche. Andiamo dalla capanna, semplice capanna abitativa circolare, con ingresso rivolto verso i quadranti maggiormente soleggiati. La copertura ovviamente ormai assente, che in origine era realizzata con pali e frasche, aveva forma conica come le pinnettas utilizzate dai pastori in Sardegna per tanti secoli. Un'altra realtà importantissima è poi il cosiddetto recinto delle feste. È un recinto irregolarmente ellittico, molto ampio, misura 50 metri per 73 e in pratica rappresenta il prototipo delle cumbesias, cioè degli alloggi per i pellegrini. Ne troviamo tanti in Sardegna, sono sempre connessi a chiesette campestri. La particolarità di questo che troviamo a Serri è il fatto di essere nuragico. Presenta una parte, un'area porticata, dove si vedono ancora le basi, i resti dei pilastri, che sostenevano una copertura a spiovente unico inclinata verso l'interno. Lì i pellegrini si sostavano, si fermavano per riposare, per mangiare. Infatti Taramelli, cioè colui che ha scavato qui circa un secolo fa, racconta di aver trovato anche i resti dei pasti. E probabilmente si fermavano anche a festeggiare, tant'è che appunto è stato chiamato recinto delle feste. Tutta la parte centrale non è mai stata scavata, se non attraverso piccoli e brevi saggi, sondaggi archeologici. Oltre ai porticati però sono presenti anche tutta una serie di capanne vere e proprie. Una di queste prende il nome di cucina perché in base a quel che è stato ritrovato all'interno, cioè grandi contenitori per cuocere e contenere i cibi, sembra si trattasse della cucina. C'è poi un'area denominata mercato. Sembrano proprio dei piccoli box di un mercatino, di una fiera, dove esporre le merci. Non sappiamo se quello fosse effettivamente il mercato di Santa Vittoria, quel che è certo è che doveva esserci un'area di scambio. Ovviamente non c'era la moneta, ma comunque c'era il baratto in ogni caso. Questa è una descrizione molto sintetica di un sito notevolmente esteso. Per chi volesse ulteriori approfondimenti il sito è www.santavittoriaserri.it. Con il presidente dell'associazione Proloco presentiamo le manifestazioni di Serri. Vi parlo un po' delle manifestazioni più importanti del nostro paese. Allora, noi a maggio abbiamo, a maggio e a settembre, la terza domenica, la fiera di Santa Lucia. A giugno abbiamo la festa di San Giovanni con la sagra della pecora. A luglio la famosa rassegna del folklore, per chi vuole vedere folklore e colori dei costumi sardi può venire. A agosto abbiamo la festa dell'emigrato, grande festa molto partecipata dai turisti e dagli emigrati serresi. A settembre arrivano le feste patronali che sono San Basilio Magno il 1° settembre, l'11 settembre la festa di Santa Vittoria, una festa campestre, la terza domenica di settembre la fiera di Santa Lucia. Queste sono le manifestazioni più importanti che abbiamo a Serri, con altre iniziative che abbiamo durante l'anno. E per chi volesse informazioni più concrete basta visitare il sito istituzionale del Comune di Serri e non mi rimane che salutarvi e un benvenuto a Serri per tutti.
Come in tutta la Sardegna, anche a Serri la gastronomia è molto ricca. Qua siamo a Serri, nell'agriturismo Villaggio Santa Vittoria, sito nella Giara di Serri. E questi sono i nostri prodotti della nostra azienda, che è un'azienda agropastorale. Naturalmente abbiamo tutte queste cose, prosciutti e salame fatte da noi con maiali incrociati col cinghiale sardo, e poi i formaggi sono prodotti del nostro bestiame che ci abbiamo. Poi qui abbiamo gli ortaggi che noi facciamo sotto aceti, sottoli, queste cose qua. Poi facciamo anche questi involtini con la pasta, sempre degli ortaggi freschi. Come i primi ravioli di spinaci, con gli spinaci. Abbiamo anche la fregola fatta col magro di agnellone, che la fregola è conosciuta in tutta la Sardegna naturalmente, però noi la proponiamo fatta col magro di agnello. Poi come secondi il maialetto arrosto, sempre della nostra azienda, incrociato col cinghialetto naturalmente. Poi c'è il pane che è fatto con il semolo di grano duro, sarebbe quello il sugivraju, che quello è il pane per ogni giorno, che si mangia ogni giorno. Poi il sugokoi sarebbe quello che si faceva per le cerimonie. Poi andiamo sui dolci, allora qui ci sono le formaggelle, sarebbero sparduasa, che sono fatte con il formaggio fresco di giornata. Poi gli amaretti, fatti con le mandorle, che mandorle in Sardegna ce ne sono tante, specialmente qua nella nostra azienda ne abbiamo un po'. Poi ci sono le papassine fatte sempre di noce e mandorle e l'uva passa. Poi abbiamo l'uva della nostra vigna, che abbiamo 2 ettari di vigneto che ci basta per il fabbisogno dell'agriturismo. I liquori sono fatti sempre del mirto raccolto in montagna, il limoncello, i nostri limoni, e anche l'acquavite sarebbe su aguardente fatta da noi, sempre dalle vinacce. Buon appetito! Alla fine di questo viaggio voglio farvi l'invito a venire a Serri nel nostro dialetto. Dopo scosa bella che io panoramas e questa cosa va pai, bene a provare direttamente a noi. Cagattaisi, aria buona, gente accoglienti e soprattutto ospitalità e luogo vinzasa e possibile mai. Savettauso. Da Serri, in provincia di Cagliari, vi salutiamo. La prossima settimana resteremo sempre in Sardegna e vi porteremo alla scoperta di Genoni in provincia di Oristano. Ricordate che i paesi italiani vanno gustati con gli occhi, ma anche e soprattutto con il cuore. Attendiamo i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Vai, 1, 2, 3, via! Salute. Dai paesi vicini gli abitanti di Serri. In sardo i mregiansi de Serri, tradotto in italiano le volpi di Serri. Il paese è molto legato alle tradizioni religiose e quindi andiamo ad incontrare l'amministratore parrocchiale che arriva dal Congo. Io
Io sono qui, sono nativo della Repubblica Democratica del Congo, sono da 14 anni alla diocesi di Cagliari e 2 anni fa l'arcivescovo mi ha trasferito qui, sono contento, una bella chiesa che risale a 1100, quando la regione conobbe l'influsso religioso dei orientali, così pure San Basilio. Ma la chiesa stessa che abbiamo risale al 1600 e prima di 1600 si rifaceva insieme con Gergei e Skolka una prebenda riferendosi al vecchio diocesi di Dolianova, e soppresso questo è diventato dipendente della diocesi di Cagliari, però con la bolla del Papa Pio V hanno separato queste unità, diventate le parrocchie come tali. E la chiesa è molto bella perché è significativa, con gli altari dietro. All'ingresso, verso la sinistra, c'è l'altare che era dedicato a San Basilio proprio. Adesso lo chiamiamo Giovanni Battista perché c'è la statua di Giovanni Battista che noi festeggiamo. Ancora l'unica attualmente abitata. Nei secoli, dall'età nuragica sino a quella contemporanea, sul pianoro di Serri e nelle campagne attorno si è sviluppata la storia del paese. L'espressione sicuramente principale a testimonianza del periodo nuragico è il santuario federale nuragico di Santa Vittoria, che sorge sull'estremità più settentrionale della giara di Serri. Nel corso del tempo Serri è stata anche un insediamento romano, infatti nel versante orientale dell'altopiano basaltico si estendeva una delle città più importanti del territorio, chiamata Biora, che insieme alla città romana di Valenza, vicino al paese attuale di Nuragus, erano una delle estensioni principali romane del periodo. Serri è stata anche insediamento bizantino, una delle espressioni principali è sicuramente la chiesa parrocchiale dedicata a San Basilio Magno, fondatore dell'omonimo ordine, tant'è che i monaci bizantini, una volta raggiunto il nostro paese, hanno edificato sicuramente, in base alle informazioni che ci danno gli storici, un impianto monastico. Serri rimarca sempre questa sua centralità rispetto al territorio nel periodo nuragico con la grande città di Santa Vittoria, nel periodo bizantino con l'impianto monastico, nel periodo romano con la città di Biora e poi negli Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo di nuovo in Sardegna, a Serri, in provincia
di Cagliari, 640 metri sul livello del mare, 60 chilometri da Cagliari, 700 abitanti. Ci sono tante cose da vedere. In questo momento ci troviamo nel santuario nuragico di Santa Vittoria, ma come sempre il borgo sarà raccontato dai protagonisti del territorio e quindi iniziamo con il primo cittadino. Siamo a Serri, un piccolo paese nel cuore della Sardegna, nell'area geografica del Sarcidano. Serri sorge su un altopiano basaltico denominato Giara. Queste particolari conformazioni geologiche tipiche ed esclusive della Sardegna centro-meridionale e delle giare presenti in Sardegna, quella di Serri è anche per i pastori a giugno. E San Basilio è la festa il 2 gennaio, però qui nel paese per la parrocchia facciamo il 1 settembre. Noi festeggiamo Sant'Isidoro tra 19 e 24 come patrono degli agricoltori, molto importante perché siamo un paese dove sono di agricoltori e facciamo la messa, la processione e anche manifestazione popolare e la gente partecipa anche con i cavalli, con una processione bellissima, si fa sentire per questo. Abbiamo nel paese anche 3 chiese importanti che usiamo, c'è Sant'Antonio qui vicino e la festa è il 17 di gennaio. Santa Lucia, che la festa, il calendario segna 13 dicembre, però per la devozione del paese festeggiamo 2 volte l'anno, la terza domenica di maggio e di settembre, con la fiera organizzata con l'amministrazione. Abbiamo anche Santa Vittoria che abbiamo poco fa celebrato e in queste feste la popolazione partecipa abbondantemente per devozione, anche diciamo per abitudine, e per questo è molto bello. In quanto riguarda la pastorale qui è un po' diverso della città e qui c'è la gente risponde, ma come il clima di tutto il mondo c'è un po' di debolezza, di pigrizia dei cristiani fedeli che certi genitori non vogliono seguire i bambini. Anni 20 del secolo scorso, grazie a degli spontanei raduni di bestiame che si verificavano nelle campagne di Serri, il Consiglio Comunale istituisce la Fiera Mercato di Santa Lucia. Fiera Mercato che assume già da subito un'importanza rilevante non solo nel territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, ma in tutta la Sardegna. Negli anni 50 supera nel numero di capi anche la fiera di Santa Croce di Oristano, che era la più importante dell'isola. Oggi la fiera è soprattutto una mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali, vetrina per cultura e turismo, con la presenza comunque anche degli animali. Il gonfalone rappresenta lo stemma del comune di Serri, l'identità della nostra comunità. Nella parte più bassa troviamo il nuraghe, che è testimone del grande patrimonio storico, ma soprattutto nuragico, presente nel nostro paese, con l'espressione principale il santuario federale nuragico di Santa Vittoria. Nella parte superiore, nel riquadro a destra, il toro, che simboleggia la fiera del bestiame di Santa Lucia, ma ha anche come significato quello dell'economia del
del paese, basata soprattutto sull'agricoltura e sull'allevamento. Nell'ultimo riquadro il leccio e la volpe, che descrivono le caratteristiche florofaunistiche del nostro territorio, una vegetazione tipicamente mediterranea accompagnata ad una innumerevole varietà di specie faunistiche, ma la volpe indica anche un nomignolo con il quale, soprattutto nei tempi addietro, venivano indicati